devo scoprire qual è la congiunzione astrale secondo la quale ogni volta che devo fare il lungo ci sono condizioni meteo avverse. L'altra settimana un vento incredibile. Oggi non so se si vede. Proviamo. Per adesso il meteo ci ha graziato. Non uscirà probabilmente una bella giornata, ma prima barretta. 1 ora e 20, prima barretta. Dopo la prima ora e mezza, attacco. Si va. Ciao, buongiorno. Ciao. Questo? No, questa è una casa. Sedici e mezzo. 16 e mezzo. Arrivate. Bel panorama, eh?
Pronti per la discesa? Prontissimi. Un giorno di questi voglio andare lì a fare un paio di foto. Bel sentiero sterrato in mezzo alle vigne, che bello. Andiamo là. Rampetta. Deviazione proposta dal Claudio. Ma che strada! Che spettacolo! Claudio, la morte. 20. È piazona sta roba. Checkpoint dopo 2 ore, tutto ok, mangiato il giusto, adesso cerchiamo un refill di acqua per le borracce e via, verso Carapacis. Ciao.
seconda salita di giornata a Rapacis. A few moments later. Allora, pedalato 3 ore e 10, 79 km più o meno. Dovevo decisamente mangiare 15 minuti fa, invece abbiamo deciso di fare comunque ancora una salita. Facciamo anche oggi San Michele, vediamo come arrivo su. Visto che non sono riuscito a mangiare prima, gelletto adesso prima dell'ultimo pezzo. Ultimo strappetto. Forse sto vaneggiando, ma questo pezzo domenica scorsa era asfaltato così, liscio, perfetto. Devo andare a guardare il video dell'altra settimana. Ci siamo anche oggi. Breve bilancio dopo 3 ore e 25 e 83 km. Tutto sommato sto bene. Forse potevo gestire un po' meglio il mangiare nell'ultimo tratto, ma tutto sommato bene. Vediamo dopo la discesa. Buongiorno. Buongiorno.
Ciao. Pare brutto fare un giro senza prendere il vento in faccia. Incredibile. Comunque ci siamo. L'obiettivo di durata di oggi sorpassato ampiamente. Adesso vediamo punto ai 100. Cento. Fatta.